4 referendum abrogativi per un lavoro più tutelato, più dignitoso e più sicuro. In tutta Italia il sindacato CGIL sta portando avanti una raccolta firme per richiedere 4 referendum abrogativi. Con questi 4 quesiti la CGIL intende abolire i licenziamenti illegittimi introdotti dal Job Act, limitare i contratti a termine e garantire la sicurezza negli appalti. La campagna per il lavoro ci metto la firma è partita simbolicamente il 25 aprile e si concluderà il 25 giugno. Si parte con la modifica al Job Act. I lavoratori che sono nelle aziende con più di 15 dipendenti, con l'entrata in vigore del Job Act, non hanno più la possibilità di essere reintegrati in caso di licenziamento ingiusto. Con la firma invece noi vogliamo abrogare questo e quindi che questi lavoratori abbiano le stesse tutele di chi ha un tempo indeterminato, un contratto a tempo indeterminato che è nato prima dell'entrata del Job Act. Vogliamo invece con il secondo quesito referendario che anche i lavoratori che sono nelle imprese con meno di 15 dipendenti possono avere un risarcimento danni in caso vengano licenziati senza giusta causa e che non ci sia nessun tetto rispetto a questo risarcimento, cosa che oggi invece c'è. E poi più solidità al lavoro precario e maggiore sicurezza nel sistema degli appalti, veri punti dolenti per i lavoratori e le lavoratrici. Il terzo quesito referendario invece riguarda i contratti a termine, o meglio il loro abuso. Vogliamo che sia cancellata questa norma perché vogliamo che siano reintrodotte le causali e quindi che ci sia una motivazione per poter assumere una persona a tempo determinato. Diversamente la persona rimane, come succede adesso, sempre precaria. L'ultimo quesito referendario invece riguarda gli appalti, o meglio la sicurezza sul lavoro. Vogliamo che i commettenti siano responsabili in solido rispetto agli infortuni, alle malattie professionali e quando parliamo di infortuni intendiamo infortuni tutti, infortuni mortali, vediamo quanti ne stanno succedendo nel nostro paese, ma anche infortuni di ogni altro tipo. Con l'abrogazione di questa norma anche il commettente è responsabile in solido e risponde e il lavoratore o la lavoratrice vengono risarciti. Una raccolta firme su ampia scala, possibile anche online attraverso SPID, a cui partecipa anche lo SPI-CGIL, sindacato dei pensionati CGIL, perché chi oggi è pensionato ha ben chiaro cosa significa essere lavoratore o lavoratrice. Se stanno bene i lavoratori e le lavoratrici, stanno bene anche le pensionate e i pensionati. Sono legati da un filo, diciamo da un filo rosso.